le polemiche, la risposta via tweet del ministro non arretra di 1 millimetro. Don Claudio, il parroco di Castelfranco, che durante l'omelia ha messo attaccato Salvini, fomenta l'odio, ribadisce Trelati. Enti ormai al collasso, vertice dell'Unione Province Venete a Treviso, rivedere con urgenza la legge del Rio, dicono l'appello, i totali mancano 106 milioni di euro, ma all'incontro con i parlamentari se ne presentano solo 5. Droni in volo per riprendere l'accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori a Treviso, chiesto l'accesso agli atti del comune da parte del blogger che ha sollevato il caso. Il sindaco Conte dice siamo sereni. 69enne trevigiano sorpreso con una pistola e 5 proiettili in valigia all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Non era accorto che fosse finita qui, ha detto l'anziano, denunciato. Non fa breccia tra i sindaci della Marca l'idea del primo cittadino di Cittadella di dotare la polizia locale di mitragliette. A Treviso e Conegliano la scelta è per i taser e la fusione dei vigili con altri territori. Camper a fuoco nel pomeriggio è strana, le fiamme sono propagate anche allo roulotte parcheggiato accanto e a un container adibito al deposito attrezzi. Il nostro viaggio tra i presepi nel comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, un'attività speciale raccolta fondi per piantare un bosco nella montagna colpita dal maltempo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. È in primo piano la bufera attorno al parroco di Castelfranco, Don Claudio Miglioranza, che durante la messa ha attaccato direttamente il ministro dell'Interno Salvini. Oggi è arrivata la risposta, la replica via tweet dello stesso capo del Viminale, ma il sacerdote non arretra di 1 millimetro. Sono storie, dire, voi pensate a fare il prete, che cosa vuol dire? Io mi preoccupo di diffondere il Vangelo, ma secondo quello che dice il Vangelo. La religione non è chiudersi in chiesa, la religione è vivere nell'ambiente, sul territorio, a vivere su quello che è la situazione reale della gente e della società. Così Don Claudio Miglioranza all'indomani della bufera scoppiata dopo la predica nella messa celebrata ieri alla Pieve di Castelfranco. Nel mirino le parole del sacerdote nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il decreto sicurezza e per le sue scelte politiche in materia di immigrazione. Io ho detto anche che fomenta il razzismo, perché tutti quelli che sono stranieri sono irregolari nell'accento che lui pone, e poi quando ci sono incidenti evidentemente il primo accenno è agli stranieri che invadono il nostro paese. Parole che hanno irritato alcuni parrocchiani presenti alla funzione, ma Don Miglioranza non si scompone. Prete di frontiera, più volte in prima linea per i diritti civili, è noto per posizioni che hanno fatto discutere, dalla difesa dei migranti alle unioni civili per le coppie gay, alle critiche all'allora AD di Fiat Sergio Marchionne sui diritti dei lavoratori. Ora tocca a Salvini. Si proclama cattolico brandendo il Vangelo e il Santo Rosario, e io ho detto che va bene, può proclamarsi cattolico, ma certamente questo non è cristiano, per cui la sua predica non è secondo il Vangelo. Ed il ministro dell'Interno risponde a stretto giro via social. Non ho parole, un comizio durante la messa, scrive Salvini. Manderò a questo prete il testo della legge perché capisca che è un passo avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen. Da una polemica a un'altra, questa riguarda però la sicurezza, e siamo a Treviso. I droni sulla Piazza dei Signori durante l'accensione dell'albero, non si placa la polemica sulla pericolosità del loro impiego. 3, 2, 1... Vuole andare fino in fondo alla questione. In mattinata ha fatto richiesta di accesso agli atti agli uffici di Cassugana. Davide Busetto, referente provinciale del Partito Comunista e grande appassionato di fotografia, che sui social ha denunciato la pericolosità del sorvolo sabato sera di Piazza dei Signori di 2 droni che filmavano per conto di un'attività commerciale l'accensione dell'albero di Natale organizzata dal Comune. Il sorvolo drone, per quanto possa essere molto affascinante, è allo stesso tempo anche molto pericoloso, nel senso che ci sono una serie di regolamentazioni che limitano l'uso dei droni nei luoghi cittadini e soprattutto vietano l'uso di queste macchine sopra gli assembramenti di persone. La piazza in quel momento era giustamente piena perché la cerimonia era molto bella, però di conseguenza un eventuale guasto del drone
avrebbe causato una serie di problemi non da poco. Un qualsiasi guasto ai due apparecchi avrebbe potuto provocare, se non pericoli e feriti, situazioni di panico ingestibili, conclude Busetto, che definisce inadeguate le giustificazioni fornite dal sindaco Conte. Non si può come dire, arrivare a una giustificazione così parziale come dire è tutto autorizzato. Il volo sopra assembramenti di persone non è mai autorizzato. Busetto e Conte che si sono ritrovati faccia a faccia nell'atrio del municipio. Il sindaco la prende sportivamente e loda la sensibilità verso il tema della sicurezza, ma ribadisce tutto è stato fatto rispettando le norme. La nostra serenità è totale, se è stato fatto un accesso a atti adesso forniremo tutti i certificati e tutte le autorizzazioni del caso e sottolineo come per l'ennesima volta le cose siano state fatte assolutamente a regola d'arte e in massima sicurezza, perché siamo noi i primi che chiediamo sempre che i documenti siano a posto e che la sicurezza sia garantita. A scocciare di più a Conte è stato semmai l'attacco della consigliera PD Antonella Tocchetto, che ha bollato la cerimonia di accensione dell'albero di Natale come un'americanata. Spero che la consigliera Tocchetto si scusi nei confronti di tutti quei professionisti che stanno omaggiando della loro professionalità la città di Treviso, quindi un grande onore per noi poterli avere in città. Il capoluogo della Marca, o meglio la sede della provincia di Treviso, oggi è stato il teatro di un incontro importante proprio dell'UPI, l'Unione Province Italiane del Veneto, con alcuni parlamentari veneti. Sul piatto l'emergenza delle province senza soldi e ormai al collasso. L'appello ai parlamentari, però dei parlamentari veneti erano presenti soltanto 5 esponenti. Speriamo sia giunto il tempo che qualcuno effettivamente riveda quella famigerata legge del Rio che ha prodotto un disastro per le province italiane. Rivedere la legge di riforma delle province, riconsegnando a questi enti dignità economica e istituzionale, altrimenti sarà il tracollo per servizi essenziali come la manutenzione della rete stradale provinciale e degli edifici scolastici. Al Sant'Artemio l'Unione delle Province Venete ha chiamato a raccolti i parlamentari per affidare nelle loro mani innanzitutto una serie di emendamenti alla legge di bilancio che consentano di risollevarsi da una situazione ormai insostenibile. È uno stato di semi-asfissia, nel senso che dal 2014 ad oggi un po' di stabilizzazione c'è stata, ma non è ancora sufficiente per garantire i servizi e soprattutto tra i servizi cito sempre strade e scuole che i cittadini pretendono giustamente. Chiediamo soldi per gli investimenti, chiediamo di poter assumere qualche giovane in più, soprattutto negli uffici tecnici delle province. Abbiamo bisogno di una revisione della legge cosiddetta del Rio, che ha cambiato il voto delle province, ma è una legge da ricambiare. Le riforme del passato hanno lasciato dei vuoti chiaramente che devono essere colmati, sia da un punto di vista economico, come è stato fatto con la finanziaria dell'anno scorso, ma soprattutto da un punto di vista, come dicevo, dell'impostazione e dei rapporti quindi fra lo Stato centrale, le regioni e le province. Dal 2014 al 2018 il saldo negativo per le casse delle 7 province venete è di 106 milioni di euro a fronte di 7.219 chilometri di strade da gestire, a disposizione 2.669 euro all'anno per chilometro, quando ce ne vorrebbero 46.200. Stesso discorso per le scuole. Nei 7 territori gli edifici provinciali accolgono quasi 198.000 studenti. Un tema che si spera arrivi all'attenzione del governo malgrado alla presenza all'incontro di soli 5 parlamentari veneti sui 70 eletti. Marcon non ne fa un problema e conclude: non ha questa grande importanza, l'importante è che al Parlamento arrivino le istanze delle province, quelle che presenteremo, noi lo facciamo qui come UPI Veneto, ma sono istanze di tutte le province italiane ciò che andiamo a proporre. Restando in città, sono entrati in funzione questa mattina i nuovi mezzi elettrici assegnati in servizio alla linea urbana 7 che collega da nord a sud il territorio comunale di Treviso, transitando per Piazza dei Signori. I mezzi si caratterizzano per l'assenza di emissioni in atmosfera e per inquinamento acustico quasi pari a zero. Si tratta di autobus particolarmente adatti agli ambiti urbani, piccole dimensioni, possono trasportare fino a 47 passeggeri. I nuovi mezzi hanno un'autonomia di 130 km e riusciranno a coprire quasi tutte le corse previste in servizio, alternandosi con i mezzi tradizionali solo negli orari di punta. Il costo per ogni mezzo è di circa 480.000 euro, finanziato in parte con risorse proprie da MOM e in parte con un finanziamento europeo. Una finestra sulla montagna colpita. Oggi il governatore Zaia è tornato a ribadire l'emergenza non è finita, presentando un libro che diventa una sorta di promemoria per il Premier e il governo.
La mandiamo a tutti i parlamentari della Repubblica Italiana come promemoria. La mandiamo a tutti i ministri come promemoria. La mandiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri come promemoria. Un promemoria composto di cifre come il €1 miliardo di danni stimati o i 100.000 ettari di bosco coinvolti e di immagini, tantissime da tutta la regione, che testimoniano i danni provocati dalla recente ondata di maltempo. Numeri e immagini contenuti nell'Instant Book Veneto in ginocchio, presentato dal governatore Luca Zaia nella sede di Tre Baseleghe di Grafica Veneta. Un libro per non dimenticare, come scrive Zaia nella prefazione, che l'emergenza non è finita, ma il Veneto non molla. Questa è una tragedia che deve entrare negli annali della storia, no? Avere 100.000 ettari di bosco interessato, dei quali 28.000 rasi al suolo, vuol dire avere una tragedia unica nel suo genere. Ma la tragedia del maltempo che ha devastato parte della regione ha confermato anche lo spirito di solidarietà e la laboriosità di un popolo che davanti alle avversità si rimbocca subito le maniche. Noi abbiamo, in prima pagina abbiamo questa foto che io ricordo. Qui le auto sono state portate via e di detriti non c'è più neanche la traccia, cioè, oltre ad aver fatto la pulizia si sono messi anche a lavare, a pulire i muri, cioè, è tutto ripristinato, ciò non toglie che il danno ci sia, soprattutto abbiamo 28.000 ettari di bosco che sono a terra da asportare, quindi con tutte le difficoltà del caso. Difficoltà da superare con ogni mezzo, anche attraverso questo libro. Sicuramente uno strumento che aiuterà a raccogliere dei soldi che bene o male servono a questo territorio, ma è anche uno strumento che dà la possibilità di far capire cosa è successo e quanto difficile sia questa situazione. Su ciò che è accaduto non bisogna abbassare la guardia finché tutti gli interventi non saranno portati a termine. Zaia è ottimista. Gli stanziamenti stanno arrivando perché abbiamo avuto un primo stanziamento di 53 milioni. Adesso entro fine anno c'è un altro di €0,5 miliardo e a quota parte arriverà il Veneto, quindi dovremmo arrivare a un centinaio di milioni già disponibili. Poi si annunciano ovviamente €0,5 miliardo nella legge di stabilità sempre per stanziamenti per questi fatti e poi si annunciano anche investimenti a tutela del dissesto idrogeologico per, io spero, miliardi di euro, visto considerato che dalle dichiarazioni si evince questo, e anche queste sono risorse che arrivano in Veneto. La cronaca adesso, a partire dal 69enne trevigiano che non ha saputo fornire spiegazioni al personale di sicurezza dell'aeroporto Marco Polo di Venezia quando lo hanno sorpreso con pistole e 5 proiettili nella valigia. L'anziano ha spiegato di essere convinto di averla smarrita e non essersi accorto che fosse finita proprio all'interno della valigia prima della partenza. L'arma disattivata dal personale dei tiratori scelti dello scalo e sequestrata con le munizioni era detenuta legalmente dall'uomo, poi denunciato ovviamente per il reato di omessa denuncia di trasporto di arma da fuoco, accertamenti in corso da parte della Polizia di Frontiera. A Carano San Marco invece la denuncia di un ragazzo di nemmeno 20 anni, indagato per maltrattamenti, per aver percosso ripetutamente la madre fino a provocarle la frattura della cassa toracica. La base del gesto, una delle molte liti che la donna ha riferito ai carabinieri essersi consumate in casa negli ultimi tempi. Il giovane, già segnalato per l'assunzione di stupefacenti e ubriachezza molesta a nemmeno 20 anni, lo ricordiamo, è stato affidato a conoscenti con il divieto di rientrare nella casa in cui viveva con genitori e fratelli. Sul fronte sicurezza invece la questura, la polizia di Treviso che acciuffa un ladro con molta mercanzia rubata nei negozi, il particolare è l'età, 75 anni. Con la vecchia tecnica della borsa rivestita d'alluminio, un disturbatore di frequenza ed una calamita per rimuovere le placche antitaccheggio, aveva rubato merce, soprattutto generi alimentari e vestiario, per oltre 3.000 euro. Un croato di 75 anni, con diversi precedenti per furto e ricettazione, è stato denunciato dagli agenti delle volanti della questura di Treviso. L'hanno fermato sabato scorso nei pressi di Ponte San Martino alla guida di un'auto con targa straniera. La versione contraddittoria fornita dall'anziano agli agenti ha portato controlli più approfonditi e così nell'auto sono stati rinvenuti generi alimentari e capi d'abbigliamento risultati rubati in negozi delle province di Treviso e Venezia. Nell'auto anche un coltello con lama di 20 cm e 700 euro presumibilmente provento di ricettazione. Il 75enne è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e porto abusivo di armi. Come devono essere equipaggiati gli agenti della polizia locale per fronteggiare la tematica della sicurezza dopo
quanto l'innovazione dopo la novità di questi giorni a Cittadella ci si interroga sulle armi per la polizia locale. Sentiamo. In questo momento noi non ravvediamo la necessità di dotare la Polizia Municipale di mitraglietta, ma stiamo comunque iniziando un percorso per migliorare l'equipaggiamento dei nostri agenti di polizia. Nessun vigile armato di mitraglietta. La strada imboccata dal comune di Cittadella, dove gli agenti della municipale avranno in dotazione alcune armi del tipo Scorpion calibro 9x21, come questa, non fa proseliti tra i sindaci dei maggiori comuni della Marca. A Treviso la nuova arma che si attende di poter avere è piuttosto il taser, che presto sarà fornito in via sperimentale ai vigili. L'arma in dotazione da qualche giorno ai colleghi di Cittadella è invece questa. Non si ripone nella fondina, ma va tenuta sempre impugnata, ha 2 caricatori da 15 colpi ed un puntatore laser. Tecnicamente si tratta di una pistola semiautomatica, ma l'aspetto robusto e minaccioso è quello di un mitra e l'immagine di un agente in stile Rambo è stata evocata proprio dal comandante dei vigili della città murata. Soluzione di forza che non fa breccia nemmeno a Conegliano. Noi non abbiamo bisogno assolutamente di inasprire il tipo di armamenti che hanno a disposizione i nostri vigili urbani, abbiamo bisogno di un controllo capillare e soprattutto di tanta prevenzione. Città del CIM che punta piuttosto sull'unione delle forze. Così, alla gestione associata della polizia locale, già operativa dall'estate tra Conegliano e Santa Lucia di Piave, da oggi il sodalizio può contare anche il comune di San Pietro di Feletto, che porta così a 3 i moschettieri della sicurezza del coneglianese. Non c'è paragone rispetto al servizio che poteva garantire prima un vigile da solo, che erano le sue 36 ore di lavoro settimanale. L'unico vigile in forza al piccolo comune della Pedemontana passa dunque al comando operativo unico, portando a 28 l'organico complessivo della polizia locale, che presto sarà rimpolpato da nuove assunzioni, rigorosamente under 35 anni, come stabilito da una recente delibera comunale. I vantaggi di un unico corpo di polizia e di un unico comando sono molteplici. Avere i numeri per poter coprire il territorio e offrire servizi uguali ai cittadini, e soprattutto disimpegnare le forze dell'ordine dello Stato affinché possano controllare tutte quelle azioni criminose o comunque prevenirle che succedono nei vari territori della regione. Ed ora le immagini dell'intervento effettuato dai vigili del fuoco a Istrana in via Fornaci poco dopo le 15:30 di oggi, a fuoco per cause ancora al vaglio, una camper, le fiamme si sono propagate anche una roulotte parcheggiata accanto a un container adibito a deposito attrezzi. Fortunatamente non si registrano feriti, sul posto squadre del 115 da Treviso e Castelfranco. Pochissimi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, siamo allo sport e la De Longhi capolista di A2 in coabitazione con Bologna dopo la devastante vittoria per 84-52 su Forlì. Sono partite che dopo, se non sei bravo così ad aggredire e a saltare un po' alla gola del tuo avversario, sono partite molto difficili. Abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo e ci deve dare consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Saltare alla gola dell'avversario, missione compiuta. La De Longhi si trasforma in belva nel momento giusto e non ce n'è per nessuno. Il +32 finale contro Forlì certifica che la 6ª vittoria consecutiva di Treviso non nasce dal caso e che la squadra merita la vetta del campionato, agganciata per la prima volta, pur in coabitazione con Bologna in attesa della gara della Fortitudo contro 100. Eppure Forlì era partita bene nella primissima frazione di gioco, salvo poi vedersi acciuffare presto da Waynes e compagni. Eravamo troppo frettolosi a livello offensivo e non trovavamo la maniera così di trasformare quello che era un buon lavoro a livello difensivo. Dopo siamo stati molto bravi invece negli ultimi 2 minuti del secondo quarto e dopo a riazzanare la partita nel momento in cui Forlì ha perso anche il loro americano. Quando Johnson alza bandiera bianca per problemi fisici, la diga si rompe e Treviso dilaga. Ancora una volta gioco di squadra e durezza mentale in difesa, le chiavi chieste fin dall'inizio del campionato da coach Menetti. Non abbiamo giochicchiato anche sopra di tanto e abbiamo continuato a lavorare, quindi arriva il momento in cui bisogna trovare continuità, ecco, e noi la stiamo trovando piano piano, ma serve veramente tanto sacrificio, quello che dico ai ragazzi, perché non vengono partite di questo genere, quello che abbiamo fatto da 100 in poi non viene attraverso solo un lavoro normale. Il nostro viaggio tra i presepi è una natività davvero speciale, quella allestita nel loro comando a Treviso dai Vigili del Fuoco.
Ricostruito un borgo della montagna bellunese con tanto di piazza, la chiesa, c'è anche il mercato. Sullo sfondo vedete le immagini della Val di Svenda, insomma, della devastazione dei boschi. Questo presepe è visitabile tutti i giorni, preferibilmente il sabato e la domenica, ma in qualsiasi orario perché la nostra caserma è aperta tutti i giorni a tutte le ore. È un progetto di beneficenza, con il ricavato delle offerte vorremmo acquistare degli alberi da reimpiantare nelle zone del Bellunese, quindi in modo da creare un bosco intitolato ai Vigili del Fuoco, un bosco per i Vigili del Fuoco. Come mai vi è venuta in mente questa idea? Beh, abbiamo tutti negli occhi, diciamo, la devastazione delle montagne, anche chi non è appassionato non può non essere stato colpito dalla devastazione di queste montagne, di questi boschi, e anche a seguito di tutto il nostro lavoro che è stato fatto lì per la ripresa delle normali attività, per cui ogni anno realizziamo un presepe, e un presepe a tema. La particolarità è questa, ci ispiriamo all'attività lavorativa di tutti i giorni, e quest'anno non potevamo non ispirarci a quello che è successo purtroppo a Belluno. Hang your nose down, Rudy. Hang your nose and cry. And Prancer and Vixen, but what do you know about Rudolph and his nose? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, complimenti ai Vigili del Fuoco, questi i riferimenti. Come sempre, se volete segnalarci la vostra natività in sovraimpressione, 0422 03 0898 per chiamarci, oppure redazione@antena3.it per segnalarcelo via mail, 351 175 5340 per mandarci video e foto. A 20:10 fra pochissimo Germano Zanini e Alberto Danieli del comitato SITAV. Parleremo allora del contrasto imprenditori e governo e anche della manifestazione in programma il 15, cioè fra qualche giorno a Verona, proprio SITAV. E poi l'ultimatum di Salvini, ore 21:15, torna Ring, il talk show del lunedì dopo la manifestazione leghista a Roma. Che succede? Il contratto di governo tiene, la sfida con l'Europa che manovra porterà, mentre gli imprenditori proseguono nella loro sfida di piazza. Ne parliamo con Gianluca Curci, presidente di Tribal Service, per parlare anche di sicurezza in discoteca e nei grandi eventi dopo quello che purtroppo è accaduto nell'Anconetano, con Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso, Graziano Azzalin del Partito Democratico, Gianantonio Darè della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. E adesso il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutti i settori. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo con poche nubi sparse. Non sono attese precipitazioni. Temperature in lieve calo, con minime comprese tra -2 e 1 grado. Massime oscillanti invece tra 5 e 10 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Ampio soleggiamento dunque un po' su tutti i settori, tuttavia con qualche innocuo addensamento. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Tempo asciutto anche sulla nostra regione, non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, anche con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.